Noi lo conosciamo come Sant'Antonio di Padova, ma bisogna sempre specificare Sant'Antonio da Lisbona. Ecco, noi italiani ce lo dimentichiamo spesso, i portoghesi lo sottolineano primariamente, ecco, per il loro orgoglio giustamente patrio. Nella Lisbona, città natale di Sant'Antonio, si ritroveranno giovani in arrivo da ogni parte della terra per la giornata mondiale della gioventù. Dalle 15 diocesi del Triveneto partiranno in 7.000 che saranno in Portogallo con Papa Francesco dal 1 al 6 agosto. 1.700 di loro sabato 17 giugno, nella settimana della festa del Santo, raggiungeranno in pellegrinaggio la Basilica dopo essersi dati appuntamento alle 10:30 nel Duomo di Padova. Un testimone d'eccezione per i giovani Sant'Antonio che a lui si affideranno prima del viaggio. A proposito, mi viene da dire, ecco, non è un vecchio, un outsider in mezzo a dei santi giovani. Antonio, quando vive la sua vicenda vocazionale, le sue, diciamo, avventure anche pastorali o disavventure, dal naufragio alle varie peregrinazioni, è un giovane, è un ventenne. Ecco, quindi sta a pieno titolo, a buon diritto in mezzo agli altri santi giovani ed è una figura giovane che con i nostri ragazzi e ragazze vogliamo riscoprire perché è di ispirazione e certamente di aiuto. I giovani, una volta giunto il santo, si avvicineranno all'arca. Qui molto semplicemente faremo il gesto che tutti i pellegrini da secoli, da tutto il mondo fanno all'arca del santo, cioè appoggiano la mano alla tomba del santo e nel gesto di appoggiare la mano appoggiano, pronunciano, ecco, anche silenziosamente le loro preghiere, a volte versano le loro lacrime oppure dicono il loro grazie. E mentre continuano in Basilica gli appuntamenti del Giugno Antoniano e della Tredicina, come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Sant'Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa.